Buongiorno, a te la linea. Grazie, un buongiorno a questa bellissima radio. Tutte le volte devo fare questo panegirico perché è giusto. Intanto il nome è bellissimo, Radio Libertà, ed è frutto di una battaglia di questi giorni. Questa radio rimane in piedi con i mezzi che ha, ma soprattutto per uno spirito di libertà, quindi per raggiungere tutti i giorni un contenuto, una parola, un'idea che da qualche altra parte non trova spazio. Una libertà che dobbiamo difendere, perché la libertà la dobbiamo difendere tutti i giorni, perché non è così scontata, ce la portano via con tutti i mezzi possibili, tutte le nostre informazioni vengono vendute. Oggi parliamo, non so se c'è già l'amico in linea, oggi Roberto, pronto? Jacopo? Sì, buongiorno. Ciao Jacopo. Bene, oggi volevamo fare due chiacchierate con Jacopo Coghi, che è un giovane uomo, direi, oggi pensavo come definirti, direi un guerriero, perché mi sembra che tra Zanzara, tra la Gruber e altre trasmissioni, più una serie di aggressioni anche fisiche alla sede dove tu lavori, si può dire, ti potrei definire un guerriero. Invece è un uomo mite, un padre di famiglia, laureato in lettere e filologia romanica, quindi sicuramente non in arti marziali, un padre di 6 figli, una vita normale, portavoce di Pro Vita e Famiglia, ha scelto di dedicarsi ad alcuni temi. Oggi siamo con lui per discutere di alcune idee, per discutere di una marcia a cui noi parteciperemo come Umanitaria Padani insieme a tante altre sigle che ci sarà la settimana prossima, ma intanto ti voglio dare il benvenuto e cosa dici di questo tuo essere guerriero? Ricordiamo la Gruber, ricordiamo la Zanzara, insomma lì te ne hanno dette, e perché te ne dicono sempre così tante? La Gruber addirittura è andata a tirare fuori le storie di famiglia, perché mi sembra che qui non si parli delle vite e delle scelte individuali, nessuno qui tira il passo è pronto per scagliare la prima pietra, neanche con chi passa per il rosso, però si può passare con il rosso, però la legge dice, ma insomma, in una vita ordinata c'è il diritto di chi passa col verde di non schiantarsi contro il primo che decide di infrangerlo. Ciao, come ti presenteresti? Ma guarda, la presentazione che hai fatto tu va più che bene, ti ringrazio, ne sono onorato. Semplicemente una persona che difende, ad oggi mi sembra l'ovvio, cioè quello che facciamo noi anche come associazione, come Vita e Famiglia Onlus, cerchiamo di difendere il buono che c'è in questo mondo, e l'ovvietà è quelle che fino a poco tempo fa sembravano delle ovvie verità. Niente più di tutto questo, ma in un mondo in cui sembra che stia diventando tutto un po' relativo e quindi ognuno abbia la sua percezione, abbia la sua visione e ogni singola visione debba essere imposta come verità agli altri, noi cerchiamo un po' di fare chiarezza e rimettere al centro quali sono i valori fondamentali della nostra società, quello che viene chiamato il cosiddetto bene comune, quello che è bene per tutti e che va tutelato perché appunto è buono, è giusto e sano per l'intera società. Quindi io mi definisco questo, penso di essere ad oggi un po' controcorrente per come vanno le cose, quindi anche essere definito un po' così, citando una canzone di un gruppo musicale molto in gamba di giovani, ostinato e controcorrente. Questo mi sento un po' che possa essere una definizione appropriata. Sì, perché poi quelli controcorrente che maledetti, nascono maledetti per scandalizzare, poi finiscono per fare la pubblicità al McDonald's, allora insomma, le braccia cadono tutte, mentre quelli che magari vengono definiti come bacchettoni, poi alla fine sono quelli che veramente vanno. Ma incominciamo da alcune cose ovvie, no? Per esempio c'è stata ultimamente una sentenza che ha fatto scandalo, su cui si è dovuti andare a una corte per definire cosa è una donna. Già dire che cosa è una donna è una cosa terribile, perché parlare di cose
a parte il fatto che c'è una differenza tra la definizione e capirle, io ho un'età di 64 anni, ho iniziato di mettere gli schemi fortunatamente il sesso femminile, perché mi sembra giusto che arrivare a stupirci fino alla fine. Ma per esempio una delle battaglie è stata battaglia, delle idee poco chiare che forse vanno in questo periodo in cui tutte le opinioni sono uguali e tutte le idee hanno uguale valore, invece forse c'è una qualche verità. Ultimamente un tribunale ha deciso che cos'è una donna. Ci sono state un sacco di definizioni, devo dire anche un po' molto brutte, donne con persone che hanno il maestro, cose di questo tipo. Puoi dirci un po' questa nuova definizione di donna, e magari ai nostri ascoltatori, perché se ne discusse così tanto, che cosa comporta? L'ovvio, e che è ovvio magari per le persone così semplici come noi. Sì, scusa Massimo, ti sento veramente male, se puoi ripetermi la domanda perché ti sento molto piano, non interrotto ma piano, perdonami. Te la ripeto subito. Ultimamente si è parlato mi senti adesso? Sì. Spero di sì. Si è parlato della sentenza su che cos'è la donna. Quindi premesso che nessuno, che è molto brutto dire che cos'è una donna, infatti si sono date definizioni terribili, persone col maestro, si è parlato di orifizi, una cosa che mi fa accapponare la pelle. Ma come mai si è arrivati a dover definire quello dell'ovvio? Perché tutto questo scandalo poi è fuori? Premesso appunto che, come dice padre Francesco, si devono accogliere tutti, però che cos'è una donna forse? Sì, diciamo che il frutto di questa sentenza è un'ideologia che ha pervaso la nostra società negli ultimi, diciamo, in maniera molto forte negli ultimi anni. È un'ideologia che arriva dagli Stati Uniti e che qualcuno ha definito un esperimento di laboratorio come il Covid, che doveva rimanere solamente in ambito universitario. Erano studi che dovevano rimanere solamente in ambito universitario, ma che poi sono stati fatti sapientemente fuggire per poter essere, diciamo, diffusi all'interno della società. L'ideologia gender è quell'ideologia che forse, diciamo, i nostri amici ascoltatori conoscono, per cui diciamo, si nasce maschio o femmina, uomini o donne, con genitali maschili o femminili, ma poi esisterebbe un'identità di genere che può essere scelta in base alla propria percezione. Quindi io, Jacopo di 41 anni, alto 1,90 m e peso 100 kg, potrei, pur essendo nato come maschio, identificarmi come femmina. E correre i 100 metri. E quindi qui diciamo esce fuori tutto il caos di che cos'è una donna, perché se io posso identificarmi come donna, Jacopo, identificarmi come donna e la mia identità di genere deve essere riconosciuta da tutta quanta la società, allora qui saltano tutti i ragionamenti, salta proprio la realtà, la verità, l'oggettività di chi sono io. E quindi questa ideologia ha cominciato a pervadere tutta la società, fino a che a un certo punto, come dicevi tu, è dovuta arrivare una sentenza per ridefinire che cos'è una donna. Perché se tu, Massimo, ti puoi definire come donna e vuoi che sulla tua carta d'identità ci sia scritto che tu sei una donna, che se diciamo quando vai nei bagni devi poter scegliere i bagni delle donne, se tu, Massimo, vuoi competere nelle categorie femminili, e ci sono alcuni, negli Stati Uniti è successo questo, che uomini trans, quindi uomini che anche senza aver fatto un'operazione si identificano come donne, hanno potuto competere negli sport, nelle categorie femminili, e hanno vinto, e nessuno si è opposto, fino a che a un certo punto questa cosa è diventata inaccettabile, e ad oggi abbiamo anche Trump che è arrivato nei suoi primi 100 giorni, ha firmato un ordine esecutivo per impedire tutto questo, per impedire appunto, perché poi sappiamo che soprattutto per quanto riguarda lo sport, ma anche in altri ambiti, è una prevaricazione maschile nei confronti dei diritti delle donne. Quindi diciamo infatti, è un'evoluzione del femminismo che si sta ritorcendo su se stesso, paradossalmente. E infatti la causa su questo è stata fatta dalle femministe, da un'autrice
famosa di Harry Potter, proprio per dire, ma insomma abbiamo fatto delle battaglie da un centinaio d'anni per poter andare a trovarci il bagno pulito quando ci sediamo, e adesso ovviamente sto molto banalizzando, per poter avere diritti qualcuno nei consigli d'amministrazione, per poter avere i nostri diritti, e arriva uno e un altro uomo che ci invade il campo quando cerchiamo di difendere in qualche modo alcuni elementi tipici nostri o alcune debolezze intrinseche, e arriva uno e si mangia le caramelle al posto nostro, quindi giustamente. Esatto, andiamo se posso aggiungere una cosa, scusami Massimo, sì. Questa domanda che cos'è una donna potrebbe sembrare una domanda banale, ma negli Stati Uniti c'è stato un documentario di un podcaster molto famoso negli Stati Uniti, Matt Walsh, che si chiama proprio Che cos'è una donna, perché questa domanda smonta l'ideologia gender, perché a questa domanda non sono in grado di rispondere tutti, diciamo, quelli che in Italia potremmo considerare gli attivisti LGBT. È una domanda alla quale loro non rispondono e non sanno rispondere se non con risposte circolari, quindi riutilizzando la stessa domanda, stessi termini della domanda per rispondere alla domanda stessa, e perché mette in crisi proprio l'identità di genere. Qui in Italia sta arrivando ora tutta questa ondata e stiamo iniziando a vedere i frutti di questa ideologia gender, ma negli Stati Uniti è qualcosa che è molto più avanti di noi e sulla quale stanno facendo, grazie a Dio, ad oggi passi indietro. Quindi ecco, è una domanda, sembrerebbe appunto stupida, ma è molto interessante e non va sottovalutata la sua portata. No, assolutamente, perché poi questo ha conseguenze poi anche questa ideologia in qualche modo anche sul concetto di famiglia. Fermo restando, ripeto, che ognuno sotto le lenzuola può decidere di chiamarsi, di fare quello che ce n'ha voglia, ma e poi ci sono delle conseguenze, per cui se accettiamo in qualche modo che ognuno possa avere tutti i diritti del mondo, poi dobbiamo riconoscere anche come è stato fatto che uno possa andarsi a comprare il bambino dal ventre di una donna solitamente povera, e che questo sia un fatto bellissimo che merita magari le prime pagine del Time, come è successo a un noto cantante che si è andato a comprare un paio di figli nella povera India e poi è diventato genitore con il suo compagno e quant'altro. Ecco, quindi forse anche questa è stata una battaglia contro l'utero in affitto e contro la schiavitù. Cosa ne dici? Sì, assolutamente sì. È assurdo che nel 2025 ci siano ancora forme di schiavismo. Cioè, in un mondo così progredito, evoluto da un certo punto di vista, e soprattutto in quelle nazioni che si ritengono più progredite e evolute, si ricorre a queste pratiche che sono veramente uno schiavismo elevato alla potenza, perché con la pratica dell'utero in affitto la donna viene sfruttata per il suo corpo. Ricordiamo che molto spesso sono due ricchi compratori che quindi sborsano fino a 100.000 euro per usufruire di questa pratica e vengono, diciamo, utilizzate, passatemi questo termine bruttissimo, donne nei paesi più poveri. Adesso in questo momento è in Ucraina, dove ci sono più madri che gestano, donne che gestano bambini per coppie appunto benestanti e ricche, e soprattutto anche dobbiamo pensare a questi poveri bambini che nasceranno e che cresceranno sapendo di essere stati comprati, quindi sapendo di essere un vero e proprio prodotto, essere stati scelti su un catalogo. Se andate su internet è possibile vedere questi cataloghi, questi siti online dove si può scegliere il colore della pelle, il colore dei capelli, i lineamenti. È veramente assurdo che nel 2025 sia possibile tutto ciò, e soprattutto pensando al bene, diciamo, di questi bambini, pensando che un giorno, quando cresceranno, i loro genitori diranno sai, noi ti abbiamo scelto su un catalogo, ti abbiamo comprato. Cioè, pensiamo ai traumi psicologici che possono avere questi bambini, e soprattutto al fatto che sono bambini strappati alle loro origini, perché non sapranno mai chi sono i propri genitori. E quindi questo determina, e questo lo sai meglio di me Massimo, sicuramente determina anche una serie di problematiche di sviluppo, di crescita, problemi di affettività che poi hanno questi ragazzi. Gli studi che ci sono anche a livello scientifico sono ancora
troppo pochi, ma quei pochi studi che ci sono ci fanno capire che sono ragazzi che, arrivati all'età dell'adolescenza, in età adulta, hanno tantissimi problemi anche comportamentali proprio dovuti a questo, perché molto spesso crescono con una coppia di persone dello stesso sesso e quindi anche nel loro sviluppo non hanno le due figure che aiutano, quella maschile e quella femminile, che aiutano un sano sviluppo anche della sessualità di questi bambini, e poi anche perché, proprio come dicevo prima, il fatto di sapersi un prodotto, sapersi di essere stati acquistati sul mercato non è sicuramente una bella cosa. Bene, volevo adesso affrontare, noi oggi vogliamo lanciare la richiesta di partecipare alla marcia di sabato prossimo, il 10 maggio, e sarà una marcia, credo, di poter interpretare contro lo scarto, contro la cultura dello scarto. Oggi i poveri sono quelli che non sono ancora arrivati, quindi in qualche modo il concepito che è vero che la legislazione ti dice che la maturità giuridica si ha alla nascita, ma riconosce anche alcuni diritti al concepito e poi i vecchi con l'eutanasia che sta venendo avanti. Con la crisi demografica che abbiamo nel 2050 saremo più poveri del 60%, quindi ci sarà un 180% di debito pubblico. Scordiamoci gli aperitivi alla sera, scordiamoci che aumenteranno gli stipendi, scordiamoci che dovremo lavorare meno. Questo perché il calo demografico è questo. Mi parli un po' di cos'è la marcia del 10 maggio, dove ci troviamo, e un po' il senso di questa marcia che ormai da anni si porta avanti. Allora sì, il 10 maggio ci troveremo alle ore 14 a Piazza della Repubblica. Sarà un corteo che si snoderà per il centro della città di Roma per arrivare fino a Via dei Fori Imperiali. È un momento di festa, di gioia, di partecipazione popolare. Vogliamo mettere al centro la bellezza della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale. Arriveremo a Via dei Fori Imperiali, dove ci sarà un concerto della musica, dove ci sarà qualche testimonianza. Quest'anno parlerà una persona con disabilità e racconterà anche tutta la sua desiderio di vivere la bellezza della vita, anche se con delle disabilità, di quanto comunque sia bello poter gustare una vita anche se non al 100%. Un messaggio forte quindi anche contro l'eutanasia, come dicevi benissimo te, contro questa cultura dello scarto. Papa Francesco ne ha parlato a più riprese. Viviamo oggi una società in cui se non sei produttivo non servi più. Se tu non produci più nulla per questa società ipercapitalista, allora puoi essere scartato, la tua vita non è degna di essere vissuta. E quindi va benissimo il fine vita, va benissimo l'eutanasia, perché con il fine vita lo Stato risparmia, perché sei diventato oramai un peso, bisogna pagarti la pensione, l'assistenza, le cure mediche, e quindi è più facile sopprimere una persona che pensare di poterla accompagnare e curarla. Ma dov'è l'umanità? Dov'è il, diciamo, anche lasciando perdere dal punto di vista religioso, perché questa marcia noi la facciamo, è una marcia molto laica, una manifestazione molto laica, no? Ma pensando a quello che a come la società si dovrebbe rapportare alle persone malate. Davanti a una persona malata, ognuno di noi, come è sempre stato anche nella storia dell'umanità, dovrebbe apportarsi con uno spirito di compassione, cioè di mettersi accanto a quella persona e entrare in punta dei piedi, perché sappiamo anche che poi ci sono delle situazioni molto delicate con delle malattie dove si soffre veramente fino all'ultimo secondo di vita, ma in Italia abbiamo la fortuna di avere una legge sulle cure palliative che ci invidiano in tante parti del mondo, dove è previsto un accompagnamento per la persona malata con delle cure che possono alleviare queste sofferenze, ma anche un accompagnamento per la famiglia stessa, con anche psicologi che possono aiutare a gestire e a vivere la sofferenza della persona malata all'interno della famiglia. Io lo dico anche in prima persona, ho avuto mio papà che abbiamo accompagnato fino alla fine in casa, tutta la famiglia, o anche i miei nonni dove l'abbiamo curati e accompagnati,
Capisco che sia difficile perché oggi le famiglie sono molto disgregate e si è soli e c'è la difficoltà di accompagnare queste persone malate, ma questa è la vera umanità di non arrivare a quei momenti del fine vita e pensare di farla finire e spegnere tutto, perché non è questa umanità. Terminare la vita di una persona malata non è un segno di umanità, ma è una vera e propria come dire, è una vera e propria barbarie, perché la nostra vita è degna di essere vissuta fino all'ultimo secondo, in qualsiasi condizione sia, e anche la vita del concepimento. Quello che noi cerchiamo di difendere in questa marcia è la vita di chi non ha voce, perché i bambini nel grembo materno, diceva Madre Teresa di Calcutta, e penso che questo sia oggi, con la guerra in Ucraina, in Russia, la guerra tra Israele e Gaza, sia più che mai attuale. Non è possibile parlare di pace nel mondo se non parliamo di aborto, se non parliamo di quei bambini, quei milioni di bambini che vengono uccisi nella pancia della mamma, perché se noi accettiamo che una mamma possa sopprimere un bambino nel suo grembo materno, allora tutte le guerre del mondo sono possibili, tutte le atrocità che vediamo nel mondo sono possibili e non si fermeranno mai, perché questo è il primo diritto di ogni bambino, è quello di vedere la vita. È inutile parlare di altri diritti, il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto a una sessualità libera, il diritto al fine. È inutile, perché il primo diritto è quello che questi poveri bambini che non hanno voce possano vedere la luce. Ecco, forse c'è un'interpretazione anche, probabilmente sbagliata, perché nella 194, nata sicuramente su una spinta anche emotiva, bugie che sono state dette, ma cercava di... Non esiste il concetto di diritto all'aborto. L'aborto viene sempre considerato un male, in qualche modo, una tragedia, un arrivo nel diritto alla nascita, il diritto alla salute della madre. Stiamo parlando di questo, quando questi due elementi sono in forte antitesi e in forte contrapposizione. Quindi la legge in teoria, dico in teoria perché poi in pratica è stata molto banalizzata, prevedeva che si dovessero contemperare i diritti e poi scegliere alla fine il sacrificio, come quando noi siamo in montagna, a un certo punto siamo legati a una corda, stiamo per precipitare tutte e due, quello sopra taglia la corda. In questo caso non è un omicidio perché c'è un esimente, perché è lo stato di necessità e in qualche modo c'è lo stato di necessità. Va preso atto un po' da tutti che non è la regola, è che uno si presenta da un medico e il medico ti scrive 2 righe e non ti chiede niente. Quindi in un momento in cui la vita ha anche un valore, perché ripeto, demograficamente nel 2050 noi avremo un 62% di spese per gli anziani, quindi non penso che lo si possa permettere, e quindi la rinascita demografica è un'esigenza e il primo passo è quello di non pensare alla legge, ma in qualche modo di cambiare un po' la cultura dello scarto, quindi non pensare che il bambino sia un oggetto, il concepito sia un oggetto proprietà dei più forti, perché a questo punto ritorniamo all'età della pietra con la clava e chi ha la testa più dura e il bastone più lungo vince, ma dovremmo porci un problema. Ecco, questa marcia credo che sia una risposta intelligente. Sì, se posso aggiungere una cosa, anche è molto importante vedere i dati. Abbiamo commissionato un sondaggio per Noto Sondaggi circa 1 anno e mezzo fa come Provita e Famiglia Onlus, e da questo sondaggio è emerso anche che la maggior parte delle donne che abortiscono lo fanno per motivi socio-economici. Allora questo dovrebbe farci riflettere, nasce come una gravidanza indesiderata ma poi non viene portata a termine per motivi socio-economici. Questo dovrebbe essere un invito anche a chi governa la nostra nazione a porre un'attenzione in più per poter cercare di rimuovere tutti quelle motivazioni che portano una donna ad abortire, quindi cercando di dare aiuti e sostegni paritetici a tutte quelle donne che desiderano portare avanti una gravidanza ma sono impedite appunto perché non riescono ad arrivare a fine mese o non hanno la possibilità assistenziali per poterlo fare.
e quindi questo è molto importante e ci fa capire anche quali sono le scelte che portano queste donne ad abortire. E poi anche va sfatato questo altro mito che circola più che mai anche dai nostri giovani. Io ho avuto l'opportunità di andare nelle piazze l'estate scorsa e cercare di intervistare i ragazzi nelle piazze con la scusa di un video per chiedere quando inizia la vita. Di fronte a questa domanda sono rimasto basito perché molti giovani non sapevano rispondere. E quindi poter anche ritornare a una vera scienza che dice che la vita inizia dal concepimento penso sia fondamentale. Bene, ringrazio Jacopo Coghe, sabato 10 tutti a Roma alla Marcia per la Vita, ringrazio Radio Libertà, una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Grazie mille, buona domenica. Avete ascoltato Umanitaria Padana Online.